Buon pomeriggio amici appassionati di futsal, ben ritrovati su Futsal TV. Le immagini che vedete vi arrivano in diretta dal palazzetto dello sport di Usini. Noi qui per raccontarvi Atena Sassari Pescara Futsal, gara che vale per la 20ª giornata del campionato di Serie A femminile di futsal. Prezioso da parte di Belli che ora guida la transizione per le sue, calcia col sinistro, coglie il palo, arriva Butima, ha sbloccato la partita Pescara. 1-0 per la squadra di Sant'Angelo, contropiede mortifero guidato da Belli che ha messo palla sul sinistro, ha calciato, ha trovato il palo alla sinistra di Olson. Scambio con Will, ancora in orizzontale, un pallone che Pescara ha già recuperato. Coppari col destro e il pallone è entrato, un grande gol da parte di Ludovica Coppari, cambia ancora il risultato. Rossio rischia tanto, alla fine regala il pallone a Butima che fa correre Belli, il destro che non lascia scampo a Amanda Olson. Segna ancora Pescara 3-0 con Will, si muove Nasso, prova a prendere posizione su Dinceco che però è più brava. Saxo non apre a sinistra, va da sola e calcia e spacca la porta dell'Atena. Quarto gol della partita di Pescara. Sassari con questo lungolinea per Nasso, non riesce a passare in mezzo a due e allora occhio al potenziale 3 contro 1 di Pescara. Il pallone verso Belli che allarga per Saxo, la porta è completamente sguarnita. Nessun problema per Aida Saxo. Sirena che arriva adesso, la gara va in archivio con Pescara che vince 5-0.